Allora, Presidente Carlo Valerio, si ritrova in linea con anche le problematiche espresse dal Presidente Zanon e per quel che riguarda invece le imprese che lei rappresenta, quali sono altre problematiche che fanno sì che non ci sia questa ripresa eclatante? Perché io ho guardato anche dei dati di anni fa, si diceva all'inizio 2013 inizio ripresa, 2015 saremmo stati già a cavallo, valutazioni che adesso invece ci spostiamo al 2018, giustamente secondo dati attendibili della CGA, però portiamo sempre in avanti, no? Non so se si ricorda tempo certo. addietro. Sì, ma il punto è che anche immaginare di tornare a ciò che succedeva nel 2008, nel 2018, non è che sia così scontato, perché nel 2008 noi vivevamo in una situazione completamente drogata, non era un'economia reale quella, e lo sappiamo tutti perché abbiamo visto che anche i nostri consumi, il nostro modo di vedere la nostra vita è cambiato nel frattempo. C'era una propensione allo spreco in qualche modo, al considerare che tutto fosse sempre fattibile in modo migliore, che doveva cambiare in qualche modo. Purtroppo è successo in modo un po' doloroso, ma io mi auguro vivamente che nel 2018 noi saremo tornati a una situazione di miglior benessere per tutti, ma con una grande attenzione a ciò che è il caso di fare e a ciò che invece era sbagliato. Perché è diversa. Sì, perché comunque sia le risorse di questo pianeta sono limitate, il numero di cittadini che possono viverci, pur potendo crescere di vari miliardi, forse è in ogni caso limitato, per cui è corretto essere più consapevoli, anche perché il problema per le aziende è quello di essere consapevoli che fare impresa deve voler dire assumersi delle responsabilità e avere delle competenze e delle conoscenze specifiche. Quindi cambiare anche un per po' la propria attività, perché è successo che c'erano molte imprese che sono nate sull'onda del fatto che c'era sempre domanda di tutto, ma che non erano strutturate e quindi hanno creato delle aspettative che poi non potevano essere soddisfatte e che di conseguenza hanno generato dei danni anche sui lavoratori e in generale sulla fiducia. Quindi queste nuove, che tipo di valori diversi allora dovrebbero essere messi in campo? Questo poi diventa non semplicissimo, ma io vorrei tornare un attimo ai dati e comunque ci sta con questa domanda. Quello che è interessante nella prospettiva delle aziende di questo periodo, quando vengono intervistate, è che oltre 2/3 annunciano sto parlando di imprese manufatturiere, annunciano per il 2015 un probabile bilancio in chiusura inutile. Sì, esatto. Dopo circa 10 anni che questo non succedeva. Allora, questo è un elemento positivo perché non è che quello che è utile sia stato rubato a qualcuno. Quello che è utile per un'impresa è il risultato del fatto che abbiamo immaginato, organizzato, ci abbiamo lavorato, ci abbiamo creduto e abbiamo fatto lavorare altri all'interno di un'impresa per ottenere un qualche cosa che fosse un risultato continuativo. Quindi un valore è la visione di impresa, perché lei parla di visione di impresa, è un valore importante. E quindi le aziende che poi andranno avanti dovranno essere quelle che si sono strutturate anche mentalmente in questo modo, perché altrimenti torniamo alla visione un po' sotto effetto di stupefacenti del 2007-2008, per cui tutto era immaginabile. Secondo noi è ora di essere più consapevoli e questo vale per relazioni sindacali, per relazioni aziende con lo Stato, dello Stato con le regioni e quant'altro, se no si perde un po' di vista. Secondo lei, onorevole, la linea del governo accoglie queste istanze, queste problematiche, questi dati che sono stati espressi e poi lei come imprenditore si ritrova in linea con quanto abbiamo detto? Guardi, io o riveste un ruolo che con un altro? So bene staccare la giacca al momento opportuno, quando sono politico e quando sono imprenditore. E poi mi ritrovo all'opposizione, perciò dovrei essere anche molto più selettivo e più cattivo. Io dico solo una cosa,
parto dal presupposto, ho 52 anni, la mia prima partita IVA l'ho avuta a 21, perciò ho 30 anni in più ho visto l'ascesa del nord-est e purtroppo ho visto anche la discesa, e stiamo vedendo la discesa. Di questi dati 0,6, 0,9, vabbè, li prendiamo, visto che c'è un più davanti, ben venga il più, ma con lo 0,6, 0,9, diciamo, il buono di tutti questi dati c'è solo il più, perché il resto è impercettibile, è inutile che stiamo qua a parlarci, è impercettibile. Teniamo in considerazione che la crisi finanziaria e bancaria ha dilapidato capitali delle famiglie e delle imprese. Perciò non è che domani mattina si può investire, si può fare, perché questo qua ci dimentichiamo perché c'è un più, ma nel nostro territorio stiamo vivendo un momento difficilissimo perché delle banche hanno dilapidato sicuramente soldi di qualche generazione. Allora, non è che possiamo dire domani c'è la ripresa, ce lo raccontiamo. Perché ci sia una ripresa? Allora, la ripresa, se c'è stata, sono state per i 3 fattori che ha detto prima Zabeo, tenendo in considerazione che la stagione estiva è stata una stagione eccezionale e tenendo in considerazione che tanta gente aveva paura di andare nei paesi del Maghreb a soggiornare oppure aveva paura di andare in Grecia, visto il problema che c'era in Grecia. E quindi sono aumentati i consumi tutto per questo. Ha aumentato il consumo interno. Oppure anche qualche altro turista, anche a livello qualche altro turista dice devo organizzarmi, se andare in Grecia o andare in Italia. Anche faccio a livello 3 giorni meno in Italia perché costa di più, perché sappiamo, però almeno vado anche a livello di lavoro sono aumentati gli stagionali, forse anche perciò dà ragione a quello che sto dicendo io. Questa è la ripresa. Poi la ripresa non si fa non facendo niente, aspettando che qualcuno muoia e si mettono 3 aziende assieme e cercare di fare cose. Quello che manca a questo governo, che è mancato, che su certe cose sono in linea, io ho onestà intellettuale, dico che certe cose le ha fatte bene. Per esempio quali, onorevole? Per esempio, guardi, diciamo così, dare più la possibilità di liquidità in tasca alle persone è la cosa migliore. Le spiego e faccio un esempio. Ma sembra che siano retrocessi su questa cosa qua. Se fanno questo perde la faccia Renzi, gli spiego il perché. Io sono dentro il Parlamento, siamo in 650. Se io devo fare un bonifico bancario di 2.000 euro al mio 6,49, 6,49, 6,48, 6,47, con il sistema bancario dei 4 giorni di valuta, arriva la Boldrini dopo una legislatura e mezza, cioè 7 anni e mezzo. È concepibile che nel mercato ci sia questo rallentamento del sistema di gestire il denaro? Impossibile. Impossibile, perché se io qua ho 100 euro e glieli presto, io in 5 minuti ho definito il debito. Se lui ha il debito con me, lui lo fa con lui, alla fine in giro di 5 minuti il debito è chiuso. E magari i soldi mi ritornano a me perché magari li avanzavo da lei. E si chiude il circuito in 5 minuti. È impensabile che queste teste bocconiane alla Monti abbiano portato il paese ridotto così. Perché se la massima espressione della Bocconi è Monti, chiudiamo la Bocconi perché fanno solo mostri. Perché c'è poco da dire. La matematica si fa in maniera molto, molto semplice, perché qui dei dati del 9, 5... Guardiamo i consumi elettrici quanto si sono abbassati e vediamo la crisi quanto è. Questo è un dato che mi dovrebbero dire. Noi siamo tornati ai consumi elettrici del 1999. Si sa questo? No, nessuno lo dice perché c'è lo 0 più, allora con lo 0 più tiriamo via un po' di ansia alla questo gente. È il meno 25 che parlava prima il Presidente? Rientra all'interno del meno 25? Siamo sempre là. Questi sono i dati veri che noi dobbiamo essere così onesti di dire. Poi la crisi si toglie riformando la giustizia, perché un'impresa non può aspettare 10-15 anni un problema diciamo così, del civile. Ma queste cose che sono state palesate tante volte dalle imprese, le rappresenta tra l'altro, è imprenditore, alla Camera se ne parla, c'è questa consapevolezza o si vive in mondi... Io ho diciamo così, la possibilità di aver vissuto da una parte in maniera sull'impresa e dall'altra parte adesso come politica. Il problema è che quando si dice ma bisogna votare il superlaureato, mi dispiace, ma è sbagliato. Prima uno si deve fare la gavetta, deve andare a lavorare magari in una catena di montaggio. Poi se è bravo fa anche l'imprenditore e poi se è bravo a fare anche il politico. Solo con queste esperienze si può dare un valore aggiunto. Non chi viene fuori dall'università che non sa neanche cosa sia una cazzuola o una paletta per il dolce, se va dentro sul ristorante
le mischia pensa di prendere se vede la cazzuola pensa che gli diano un pezzo di 200 È un po' la filosofia della Lega anche in non parte, è una filosofia della Lega, non è sì, una filosofia. Dobbiamo essere pratici. Lei non può portarmi il mio discorso a un discorso così della Lega. Lei non può essere così miserabile su un discorso importante. Perché? La verità è questa. Dobbiamo essere pratici nelle cose. Se noi dobbiamo stare qua, che io devo fare gli interventi in commissione, svegliarmi alle 8:30 del mattino perché lì c'è la commissione, che parliamo da 12 mesi. Se la bombola deve essere di 27 mm da 28 mm, lei può capire questo paese assieme all'Europa dove può andare. Però il fatto che questo discorso lo porti anche la Lega non significa che è miserabile. Ma non è una questione di Lega, io sto parlando. Non significa che è miserabile, lasciamo perdere i discorsi politici di appartenenza. Non diamo attribuzione politica. Io sto facendo un discorso matematico. Io gli ho detto che per 4 giorni di valuta alla Boldrini gli arrivano dopo 7 anni e mezzo. Questo non è un discorso di appartenenza politica, Però questo è un discorso matematico. Se noi cominciamo a fare la politica sulla matematica, io sono convinto che ne veniamo fuori prima. Cioè, comunque il mio riferimento era quando ha fatto l'esempio del discorso dell'esperienza, della pratica, del sudare le cose, quindi per questo, cioè, poi sì, mi spiace che lei l'abbia presa così. Guarda, io mi devo confrontare in commissione se la bombola 27,5 o 28 mm fa differenza in tavola e devo perdere giornate, ok, per dire e mediare che 27,5 oppure no. Vanno in Europa, non va più bene. Cioè, questa qui non è una questione solo di manca di pragmaticità. Qui bisogna essere più pratici e manca la praticità. Io quello che vedo in Parlamento è che manca la praticità su tutto, anche sull'andare a bere il caffè, perché la gente non si sposta nel momento che si va a bere il caffè, rimangono là fermi e non si spostano perché non hanno la buona educazione di spostarsi. Se questa è la classe di dirigenti di questo paese, io dico me ne vado. Quindi questa è una cosa positiva che ha fatto il governo, questa è la cosa positiva del discorso dell'aumentare il contante. Io non sto dicendo che il governo non l'ha fatto, no, sembra che retroceda, attenzione, notizia di oggi. Però l'onorevole diceva che era una cosa positiva il fatto di aumentare io dico che secondo me è un discorso, intanto bisogna cominciare a capire quello che c'è di buono in Europa e quello che c'è di cattivo in Europa, che non dobbiamo percepire tutto a 360 gradi e non dobbiamo essere i primi della classe su certe cose quando ci facciamo solo del male, perché se la Germania, che è un paese che noi dobbiamo prendere esempio, funziona il contante a 3.500 euro, perché noi lo dobbiamo ridurre a 500? Me lo dovete spiegare. Cioè, perché noi dobbiamo fare i primi della classe su certe cose ma che magari noi abbiamo più il nero? Beh, allora si combatta l'evasione in maniera diversa. Perché parliamo che è il presupposto anche del sistema bancario. Il sistema bancario si è dato da fare al sistema bancario l'esattore delle tasse o l'agenzia delle entrate. Perché se un imprenditore o della gente, anche per sbaglio, io le faccio un esempio. Essendo onorevole, purtroppo si è esposto anche a livello così col popolo, è giusto che sia. Mi viene delle persone a casa mia alle 10:30 di sera che hanno problemi di famiglia, hanno problemi dove andare a dormire. Prendo la macchina, vado a fare banco, ma tutti i soldi gli do 1.200 euro. Dopo 6 mesi si presenta il 10 di agosto a casa mia e dice ti porto i 1.200 euro. Non ho neanche avuto la coraggio di andarli a depositare. È normale un paese così? Perché c'è la tracciabilità. È normale? Beh, se fossero stati allora io dico, se noi mettiamo questo stato di polizia al sistema imprenditoriale italiano, non andiamo da nessuna parte. Chiarissimo. Scarabei cosa dice? Guarda. Ma riguardo, proprio agganciandomi a quest'ultima cosa detta, non è normale che un politico arrivi a finanziare, diciamo, le persone per doverle aiutare. Sarebbe più normale che il governo coscientemente mettesse in campo una manovra che noi diciamo ormai da mesi, se no da più di un anno, che è questo reddito di cittadinanza, cioè che le persone che si trovano nello stato di povertà, perché noi vogliamo aiutare le persone nello stato di povertà perché parliamo di 780 euro al mese, che non è un numero casuale, è proprio la soglia che è calcolata come la soglia di povertà. Quindi chi è sotto a questa soglia di povertà... Però abbiamo visto che da tutti i conti che ci dicono non è possibile tirare fuori sta roba. Non è proprio non possibile, perché se noi pensiamo che un evento come l'Expo ci è costato 14 miliardi, noi con 16 miliardi andavamo a finanziare per un anno il reddito di cittadinanza, quindi abbiamo finanziato un'enorme fiera che potevamo fare con una cifra poco superiore, un reddito di cittadinanza per un anno a 10 milioni di persone.
Ma non entriamo in questo, vabbè. No, non entriamo in questa. Comunque, un'altra cosa che mi è piaciuta, che è stata appena detta, è il fatto di portare appunto l'esperienza reale dentro la politica. Certo, non vorrei che fosse una cosa esclusiva degli imprenditori, perché tra le varie esperienze che ha citato, scuola, essere imprenditori e poi entrare in politica, magari potrebbero entrare in politica anche qualche casalinga, qualche operaio, non farebbe di certo male, perché se adesso ci troviamo con un sistema legislativo del genere, quando abbiamo avuto per anni in Parlamento la stragrande maggioranza erano avvocati, allora capiamo perché il nostro sistema legislativo è da mettersi le mani ai capelli, perché se ci fosse la semplicità nel sistema legislativo non ci sarebbero neanche tutti questi avvocati in Italia, che mi sembra sia stato calcolato che nella sola Parigi, no, in tutta la Francia c'è il numero di avvocati che c'è in una grossa città nostra italiana, quindi anche questo è un indice veramente di schizofrenia del nostro sistema. La proposta Boeri sarebbe stata interessante per voi, andava in qualche maniera? La proposta Boeri sì, andava verso questa nostra proposta, ma anche il presidente dell'Istat si è esposto pubblicamente dicendo che questa proposta lo sa, è ben congegnata, perché non è proporzionata al reddito e viene data alla persona singola, in modo da dargli indipendenza e capacità di scelta. Quindi anche il presidente dell'Istat è favorevole a questo sistema. Ma sapete quante volte per creare magari degli emendamenti la copertura finanziaria viene chiesta su una revisione delle pensioni d'oro, tanto per essere chiari? Ma puntualmente è stata bocciata per vari, dicendo anche che la consulta infatti si era parlato anche di quello. Qui perché? Perché manca anche un po' di onestà intellettuale e di praticità, perché siccome in mezzo ci sono tutti quanti questi soloni della politica che vivono di politica da 30-40 anni, siccome ormai mi sono fatto il mio nido e ho la possibilità di comandare in determinati diciamo così, situazioni, e portiamo avanti questi. I diritti acquisiti non sono diritti acquisiti solo per certe persone, ma e non per altri tipi ma secondo lei, dipendenti. Siccome queste sono situazioni comunque che vanno a gravare su tutti i cittadini, dopo vedremo quanto gravano anche sui lavoratori, c'è possibilità di venire fuori, oppure lei è entrato, sta muovendosi, sta scoprendo la realtà del Parlamento, poi del Senato, eccetera, e dice secondo me non c'è speranza, come dicono alcuni che poi ne sono anche usciti, sono tornati anche da noi in trasmissione dicendo la speranza viene sempre definita dal governo. Ci sono pochi progetti di legge presentati da qualche gruppo parlamentare che vanno a buon fine, sono i decreti legge che si va a creare, diciamo così, la politica a livello istituzionale, perciò si va solo a emendare quello che viene definito dal governo. Se il governo ha le capacità e la voglia di fare una politica più espansiva con meno regole, un po' più di deregulation, quello che invece purtroppo chi viene fuori da determinati posti di lavoro vede tutto quanto grigio, perciò regole su regole, poi troviamo tutti gli imprenditori tutte quante le categorie dicono ci state ammazzando a forza di regole, però noi quando entriamo in commissione si parla di regole, perciò io dico guardate che stiamo aggiungendo regole questa mattina, questo è il problema. Comunque questo è anche uno stravolgimento comunque della Costituzione, perché se arriviamo al punto di dire che è il governo che deve fare le leggi, quando perfino io che non è che abbia perfino io che non è che sia laureato in giurisprudenza, però da quel poco di diritto che ho fatto il potere legislativo sarebbe del Parlamento. Cioè, il Parlamento è il luogo dove devono essere fatte le leggi, però nel sistema che abbiamo in Italia ci troviamo a dire che è il governo che fa le leggi con i propri decreti e il Parlamento è chiamato solo a ratificarle. Qua si continua però a legiferare, come ho detto, ci stiamo riempiendo. Quindi questa finanziaria che adesso se ne parla tanto, questa legge di stabilità, io posso lavorare anche 2 notti a fare come è successo in qualche occasione, Calderoli, non so, 50 emendamenti, no, Calderoli era un mio ex compagno di partito o amico di partito, chiamatelo come vuoi, però certe cose non mi sono piaciute e me ne sono uscito. Ma detto questo, perché io sono pratico, non sono sui 82 milioni di emendamenti così, tanto per rompere le scatole. Condivido. Detto questo, c'è un discorso che è basilare, che forse la gente da fuori non percepisce, che il governo deve gestire questi sistemi
ma anche il buono certe volte è costretto a metterlo da parte, perché se mette la fiducia sulla legge di stabilità, tutti i discorsi che noi ricaviamo, tutte le categorie che hanno mandato avanti qualche buon emendamento per migliorare questa legge di stabilità viene meno, perché c'è il problema dei tempi in qualche caso e anche perché c'è un problema di maggioranza, ma con tutti i governi, si chiamano Berlusconi, si chiamassero Berlusconi, si chiamassero Letta. A tutti i livelli, comunale, regionale. La vediamo. No, adesso anche in regione ho visto che stanno praticando la stessa cosa. Sì. Mettono In modo totalmente assurdo. Non c'è speranza. Torniamo adesso a voi, pubblicità, pochi secondi, e do anche alle parti sociali la parola, perché a fronte di questo ovviamente c'è chi non ci sta, chi non vede appunto respiro, ripresa, e tutto ritorna poi in quello che stiamo dicendo, quindi la spiegazione c'è alla luce di quello che emerge adesso. Pubblicità.